Un attimo. Minchia la scena. Ho fatto un JPEG, non ci credo. Ho fatto un JPEG. Ma come cavolo. Del Mistral ha segnato Nino Cascino, 1 minuto e 4 secondi a terra Murò, ma è passato in vantaggio il Mistral. E dunque si è sbloccata la partita di Carini con il gol da parte di Uriel Listro, con il gol di Nino Cascino, 1 minuto e 4 secondi dall'inizio della partita. Naturalmente qualche problema, d'altronde la settimana era già stata abbastanza pesante, figuriamoci se non dovevano esserci degli imprevisti proprio nel corso di questa partita. Dorio col gol del 2-0, il gol di Roberto Dorio, esplode la squadra biancorossa, 2 letale per il Mistral Carini che va 2-0. Prima Cascino, poi Dorio. E dunque doppio cazzotto per la capolista che adesso prova a ripartire, recupero palla, poi ancora si lotta, recupera Murò. Allora attenzione però qui all'incursione e al miracolo di Listro sul tentativo di Vincenzo De Marco. Pallonata in faccia per Uriel Listro. Vediamo le condizioni del portiere di nazionalità serba. Ne approfitto allora anche per andare a vedere quelli che sono i quintetti in campo, con appunto Listro in porta, poi Cascino, Coco Argivai, Dorio e Murò nella Mistral Carini. Dall'altra parte c'è Sucamiele in porta, poi Badalamenti con la maglia numero 3, col numero 19 Ferracane, col numero 23 Felipe Alves e poi il già citato Vincenzo De Marco, autore del tiro precedente. Cascino non riesce nel controllo
intanto Badalamenti prova a portare sul pallone, l'ex giocatore del Villauria respinge Cascino, il punteggio è di 2-0, 2 minuti e 20 secondi giocati nel primo tempo. Alves, Badalamenti, perde palla, Cascino, Argibai non riesce ad evitare Alves, c'è però il tocco, ne approfitto anche per menzionare i due arbitri, Maurizio Barcio di Cosenza e Giuseppe Cundo di Soverato, tandem calabrese, cronometrista Renato Celestino di Palermo. Murò, Dorio, pallone di ritorno, prova a viaggiare, Murò lo ferma Cristian Badalamenti, palla in fallo laterale. Ricordo anche la situazione di classifica perché, come ben saprete voi appassionati di futsal, il Mazzara è a 3 punti. In caso di vittoria festeggerebbe già oggi con 2 gare di anticipo la promozione in Serie A2. 46 i punti della squadra, anzi 45 punti all'inizio della giornata contro i 39 del Mistral e i 38 del Soverato, che è terzo in classifica. Soverato che è andato a 4 secondi dalla vittoria al Palazzetto dello Sport proprio di Mazzara del Vallo nello scorso turno di campionato, finito 4 pari. Qui intanto chiusura di Cascino, Badalamenti ci prova comunque, palla a fondo campo. Mistral che con una vittoria balzerebbe a 42 punti, quindi a -3 dal Mazzara. In caso di pareggio manterrebbe le 6 lunghezze di ritardo. E ricordiamo che il prossimo turno, che si giocherà il 6 aprile, vedrà il Mistral andare proprio in casa del Soverato, mentre il Mazzara ospiterà il Città di Adrano. Poi ultima giornata con Mistral che riceverà nel derby il Villauria Monreale, mentre il Mazzara sarà ospite dell'Arcobaleno Ispica. Tanto è calcio d'angolo per il Mazzara, 3 minuti e 40 giocati nel primo tempo. Ricordo ancora la rete dell'1-0 firmata da Nino Cascino dopo 1 minuto e 4 secondi. Il raddoppio da parte di Roberto Dorio con una staffilata da fuori. Badalamenti, pressato da Argibai, la palla torna indietro a Sugamiele. Ricordo l'unica assenza in casa Futsal Mazzara, Giacomo D'Antoni, altro portiere a disposizione di coach Enzo Bruno. Ricordo ancora parziale di 2-0 perché si fosse messo in visione e in ascolto solo da pochi secondi. Gol di Cascino e Dorio, mentre intanto recupera palla Alves, palla dentro, il tentativo di Buscaglia, palla fuori di pochissimo, ad un passo dalla rete della -1 il Mazzara Futsal. Qui con recupero e con l'imbucata di Felipe Alves, uno dei reduci della cavalcata dello scorso anno. Ricordo Mistral Carini e Mazzara Futsal rivali già lo scorso anno per la vittoria del girone A di Serie C1, vinto dalla squadra biancorossa, tra l'altro con un incrocio particolare perché l'allora allenatore del Mistral Carini quest'anno allena a Marsala, ed è proprio Marsala una delle tappe in cui forse il Mistral Carini si è, tra virgolette, giocato il primo posto, visto che la sconfitta al palazzetto di Marsala ha portato a questo distacco, anche perché il Mazzara ad oggi è l'unica squadra di tutta la Serie B a non aver mai perso una partita. Tentativo di Badalamenti alto sopra la traversa, ricordo partita anche oggi al palazzetto dello Sport Ciro Genova di Carini a porte chiuse, presenti solo i tesserati di entrambe le società. Purtroppo anche alla vigilia di questa partita polemiche, divampate. Intanto palla dentro, ma cosa si è divorato Alves? E qui siamo alla
seconda ghiotta, palla, gol sul punteggio di 2-0. Alves impegna questa volta Listro, che poi la mette fuori. La Rosa, pressato da De Marco, scusate, palla in fallo laterale, 5 minuti, 29 secondi, parziale sempre di 2-0. Purtroppo ci scusiamo per l'assenza dello scoreboard con il risultato. Qui Sugamiele in uscita alta, la mette fuori, Cascino, Muro se la porta avanti, lo ferma Buscaglia che può andare di partenza, Buscaglia se la allunga sull'uscita di Uriel Listro, e poi si carica. De Marco, punta la Rosa, De Marco, palla indietro, Badalamenti, si è fatto male De Marco, la palla che va fuori, viene messa fuori. Da capire anche le condizioni del numero 30 della formazione in maglia gialla, che avanza con Alves, tocco per Buscaglia, stringe troppo, la conclusione mancina. Cristian Buscaglia, autore di gol pesanti, dicevo l'anno scorso, della cavalcata di Mistral Carini e Futsal Mazzara nel campionato di C1. Qui proprio Buscaglia si fionda nello spazio, palla fuori, e adesso si fa imponente la dose di palle gol create dal Mazzara. Si è rialzato Listro, intanto campo per Giuseppe Cancitano, plus 81, la vecchia guardia che avanza in casa Futsal Mazzara. Qui va giù Barcellona senza fallo, Badalamenti se la sposta, poi sbaglia il tocco. Tanto il primo arbitro invita Barcellona a restare in piedi. Barcellona per Cascino è stata la prima mossa di coach Claudio Sprio alla seconda partita sulla panchina del Mistral Carini. Qui intanto la Rosa prova a passare, lo ferma Alves, Badalamenti pressato da Argibai, palla fuori. Dall'altra parte poc'anzi ho menzionato l'assenza di Giacomo D'Antoni in casa Mazzara, dall'altra parte è sempre fuori Capitan Giangrande. Qui intanto il tentativo di La Rosa, forse con troppa sufficienza, la palla finisce fuori, dall'altra parte Cancitano non arriva. Dicevo delle assenze in casa Mistral, fuori ormai da diverse partite Filippo Giangrande, assente quest'oggi anche Stefano Affaticato. Badalamenti scambia con Alves, Badalamenti, la palla per Alves, arriva di nuovo Badalamenti che calcia male, poi Listro la fa sua. Dorio finta di andare in verticale, poi si appoggia alla Rosa. La Rosa sterza su Buscaglia, adesso vuole provare anche a rifiatare col pallone tra i piedi il Mistral, però pressa forte il Mazzara che costringe Roberto Dorio a buttar via palla. Sta riposando in panchina anche Salvo Muro. Intanto Buscaglia, palla fuori, ha dato l'illusione del gol questo tentativo. Devo dire illusione del gol anche per chi vi sta raccontando questa gara. Argibai prova a passare, evita Cancitano, poi trattenuta, calcio di punizione, primo fischio anche contro il Mazzara. Intanto Muro per Dorio, Muro passa a fare il centrale e subito indicazioni e raccomandazioni per gli altri tre in campo. La Rosa, rimpallo, la tocca per ultimo Buscaglia. Argibai, la Rosa, Barcellona, Muro, arriva Argibai,
passa su Gancitano, passa su Buscaglia, Argibai, sinistro, respinge su Camiele, poi Muro, se la porta sul destro, ancora su Camiele, Badalamenti prova a passare, accelera Badalamenti, porta a spasso la Rosa, sul fondo Badalamenti, allontana Muro. È gara vera, è gara verissima al Ciro Genova di Carini. Alves se la sposta, calcia, palla fuori. Otto minuti 37 secondi trascorsi, siamo praticamente vicini alla metà del primo tempo. Tra l'altro gara iniziata anche con 3-4 minuti di anticipo rispetto al canonico orario delle 16, divenuto canonico per le ultime gare interne del Mistral Carini, che nelle prime partite di campionato ha avuto le 17:30 come orario di inizio. Tra l'altro oggi giornata ormai primaverile, siamo nel cuore del mese di marzo. Alves, Badalamenti, va a puntare Argibai, palla per Alves, finta di tirare, se la porta col sinistro, ci prova col mancino, mette in fallo laterale Salvo Muro. Guarda la partita accanto alla sua panchina Claudio Sprio, invece è seduto Enzo Bruno. Qui Barcellona rispedisce al mittente l'avversario, adesso riparte il Mistral. Barcellona, Muro, sposta per Argibai, sopra la traversa, era volato su Camiele, protagonista in diverse partite degli ultimi anni del Mazara Futsal, società nata 4 anni fa, partita dalla C1 con Enzo Bruno che è tornato a casa per riportare il grande futsal a Mazara del Vallo dopo gli anni spesi a Marsala. Intanto c'è un fallo cumulativo contro il futsal Mazara e allora sono 2 i falli spesi dalla squadra di Bruno, mentre c'è una rimessa a 10 e 12 dalla fine del primo tempo, siamo a metà praticamente della frazione. Risultato di 2-0, ve lo ricordiamo ancora una volta, purtroppo problema nell'applicazione dello scoreboard. Il parziale vede il Mistral Carini in vantaggio per 2-0, gol in avvio di Cascino al quale ha concesso il bis poco dopo Dorio. Alves, palla per Gancitano, se la sposta, fermato da Barcellona. Segue con una buona dose di apprensione questa azione alla panchina del Mistral, ci pensa Listro sulla rimessa, poi Muro costretto a buttarla via, ancora alta e forte e anche munifica la pressione di squadra dei canarini. Qui intanto Gancitano cerca Badalamenti, uscita con i tempi perfetti di Uriel Listro che va da Coco Argibai. Ricordiamo al momento uno straniero per parte in campo, l'unico straniero a disposizione tra l'altro per quanto riguarda entrambe le squadre, ovvero Felipe Alves da una parte e proprio Coco Argibai dall'altra. Argibai tornato a Carini a dicembre dopo l'addio dello straniero che aveva iniziato la stagione, però sia Jesus Topico che aveva giocato invece a Mazara l'anno prima. Insomma, intrecci di futsal mercato. Badalamenti con recupero, Gancitano se lo divora ancora davanti all'Istro. Questa è una palla gol
malamente sprecata, mentre qui la Rosa prova a passare, tocco deviato, calcio d'angolo, Mistral a 8:27, sempre 2-0 per la squadra carinese. Sistema lo scarpino destro Cristian Badalamenti, palermitano, ex tra le altre del Villaurea, divenuto nel frattempo Villaurea Monreale. L'anno scorso ottimo rendimento in Serie B per l'attuale numero 3 del Futsal Mazara. Barcellona incrocia, non arriva per poco Coco Argibai. Palla dall'altra parte, Buscaglia di testa sull'Istro. Tanto si è fatto male Buscaglia nello slancio, evidentemente dopo il colpo di testa forse è andato a sbattere su uno dei sostegni in gomma piuma presenti dietro le porte. Tanto si siede Cancitano, tocca ad Erasmo Farina, eroe dell'ultima partita giocata dal Mazara, quella appunto pareggiata contro il Soverato, mentre intanto proprio Farina si mette in proprio, fermato da Barcellona che poi si scontra con Coco. Parte Coco, calcia Coco! 3-0! Coco Argibai! Esulta il numero 21 che va ad abbracciare Capitan Giangrande. Il punteggio cambia ancora e cambia ancora in favore del Mistral, 3-0 a 8 minuti dalla fine del primo tempo. Tutto nato col recupero di Barcellona che aveva stoppato il primo tentativo della gara di Capitan Farina, e poi Argibai con la fuga per il 3-0. Badalamenti fermato da Cascino, appena tornato in campo, pronto a tornare anche Aleandro La Rosa, anche se adesso si è andato a risedere. Alves salta, Barcellona, Listro. Barcellona, spalla alla porta, prova a tenerla contro Buscaglia. C'è la pressione di Farina, esce Barcellona, palla per Muro che forse se l'allunga troppo, riesce comunque a tenerla in campo. Muro, entrata di Buscaglia, cartellino giallo per Cristian Buscaglia, che nel dubbio ha alzato gli occhi in alto per guardare la tonalità del colore del cartellino, ha visto chiaro e ha detto ok, cartellino giallo probabilmente ben speso dal numero 9, che comunque ha rischiato. Adesso va a sedersi in panca. Terzo fallo speso dal Futsal Mazara, il primo della gara, tra l'altro speso invece dal Mistral Carini, che ricordo a 7:27 dalla fine del primo tempo è avanti 3-0 contro il Futsal Mazara. Gol di Cascino, raddoppio di Dorio, tris di Coco Argibai. Dovrebbe essere entrato Polino al posto di Buscaglia, ricordo fin qui unico ammonito della gara per il fallo appena speso su Salvo Muro che gioca questa azione da ultimo uomo, probabilmente riceverà o proverà a ricevere la battuta di Roberto Dorio. 7:27 da giocare, Dorio invece va dentro da Barcellona, palla fuori di nulla. Qui tutti si aspettavano la palla indietro di Dorio per Muro, invece secondo palo Barcellona tutto solo non l'ha messa. Eccolo Luigi Polino, classe 2001, maglia numero 4 per lui, arrivato dalla Lucania per dare una mano al Mazara. Farina resiste alla pressione, palla per Badalamenti che alza la testa, rallenta, c'è Polino a dargli una mano, verticale per Farina, Badalamenti chiuso da Muro, rimessa Futsal Mazara. Badalamenti
occhi negli occhi con Muro, Badalamenti calcia con la punta, palla fuori. Adesso si va a sedere in panca Gabriele Barcellona, torna Aleandro La Rosa, pacche sulle spalle per il numero 23, ricordo arrivato a stagione in corso dal CUS Palermo, voluto fortemente da quello il quale è poi diventato l'allenatore del Mistral, ovvero sia Salvorizzo, che lo aveva avuto proprio al CUS che tra l'altro oggi, visto che entrambe le squadre impegnate oggi arrivano dalla C1, non possiamo non menzionare il big match che si giocherà tra una mezz'oretta tra CUS Palermo e Sporting Alcamo in palio. Il primo posto, sono entrambi a pari punti. Al primo posto Cascino, pallone toccato e poi recuperato da Farina. Badalamenti per Alves, campo aperto per lui. Alves tocca per Polino che non arriva. Alves lamenta un contatto, non è di questo avviso il direttore di gara, il primo arbitro. Rabona di Muro per Cascino, Cascino avanza, tiene palla contro Polino, Cascino a terra, Polino, Cascino, La Rosa viene incontro, La Rosa, 4-0 Mistral. Aleandro La Rosa riesce a fare quello che sta cercando di fare dall'inizio della stagione, ovvero sia non solo gol, ma gol pesantissimi. 4-0. 5,58 da giocare, poker calato dal Mistral Carini, in bambola il Futsal Mazara. Dunque 4 marcatori diversi, ma tutti portanti gli stessi colori, quelli bianco-rossi della squadra di casa. Cascino, Dorio, Coco e ora La Rosa, che stava aspettando dall'inizio della stagione un pomeriggio così. Lui che è giocatore di talento indiscusso e indiscutibile, ha cercato in tutti i modi di essere trascinatore, lui che è giocatore di ben altre categorie. Intanto alto il tentativo di Farino, una via di mezzo tra un tiro e un assist per Polino che era appostato sul secondo palo. Intanto la palla arriva a Sugamiele, mentre si alza dalla panchina Salvatore Davì. Farina, palla per Polino che viene incontro per vie centrali, Polino calcia in bocca di Uriellistro. Cascino, sono tutti lì praticamente. Dorio pressato da Polino, l'ultimo tocco è del 4 in maglia gialla. Coach Sprio non manca di rimproverare l'ex Città di Palermo, colpaccio di inizio 2024 del Mistral. Qui intanto La Rosa va a pressare, trattenuta di Polino, giallo per Polino, 4 sulla sua maglia anche il numero dei falli spesi dal Mistral, spesi dal Futsal Mazara, chiedo scusa. Mistral sempre fermo al primo fallo commesso a inizio partita. Intanto fuori Farina, dentro Davì, passaggio di consegne generazionale non di poco conto, esce un classe 90, entra un classe 2005, ex Palermo calcio a 5, così come lo squalificato D'Antoni. e 41 da giocare nel primo tempo. Sulla palla Roberto Dorio, fischia l'arbitro, la rincorsa lunga di Dorio che tocca per Barcellona, schema che non si chiude, per palla che rimane lì in qualche modo. Intervento di Barcellona su Polino, fallo laterale, Mazara. Badalamenti, Polino cerca il tiro con la punta, palla fuori. Dorio, palla per La Rosa, mentre è rientrato Coco Argibai. Cascino archiona la palla, tocco per La Rosa che calcia su Sugamiele.
poi prova ad accelerare ma non ci riesce Novara. Altro ingresso dalla panca per Enzo Bruno, che continua ad assistere alla partita seduto. Intanto in realtà si è alzato forse per preparare qualcosa, perché adesso sta architettando con Farina la giocata in power play quando mancano 3 minuti e 49 secondi alla fine del primo tempo. Farina mette su la maglia verde del portiere, si sta preparando anche Muro, evidentemente qualcuno ha sbirciato sulla panchina ospite. Cascino in mezzo a due, prova a tenerla, arriva anche Dorio che in realtà fa solo confusione e arriva il gol di Novara. 4-1, segna il più piccolo in campo, il classe 2002, che accorcia le distanze per il Futsal Mazara. E dunque probabilmente anche rimandato l'appuntamento col power play per il Mazara, forse un fallo prima su Argibai, mentre torna Alves al posto di Polino. Il gol dunque di Novara, 4-1 adesso per il Mistral a 3 minuti e 20 secondi dall'intervallo di metà gara. Argibai, Dorio, La Rosa, palla in verticale, taglia fuori perfetto di Badalamenti, su Damiele va da Alves, poi fallo di Dorio, giallo. Secondo fallo speso dal Mistral, 3 minuti alla fine del primo tempo. Tanto qualche scaramuccia tra Badalamenti e Argibai, ma sembra tutto nella norma adesso. Conto falli 2-4, il risultato 4-1. Ricordo i gol di Cascino, Dorio, Argibai e La Rosa per il Mistral. Poc'anzi ha ridotto le distanze per i canarini Novara. Calcio di punizione sulla palla Cristian Badalamenti, che guarda la porta, barriera a 2 per Uriel Listro. Si attende solo il fischio del primo arbitro, un cenno con il cronometrista, poi arriva il fischio, la rincorsa di Badalamenti, palla in orbita. E dunque per il momento niente power play per il Mazara. Murova giù, nel contatto con Badalamenti si gioca, secondo i due arbitri qui, l'entrata perfetta di Argibai su Alves. Torna il pressing, poi la palla recuperata da Argibai, che resiste ad una trattenuta. La Rosa, palla fuori. Tanto qualche problema per l'assistente di coach Bruno, colpito penso dalla pallonata poc'anzi, con la palla che era uscita in fallo laterale nel contrasto tra Alves e Argibai. Si riprende, 2 minuti 40 secondi alla fine del primo tempo. Ricordo ancora 4-1 per il Mistral Carini. Alves prova a passare, non ci riesce, poi tiro, ma c'è un fallo fischiato contro Coco, terzo fallo contro il Mistral Carini, contro i 4 del Futsal Mazara. Ammonizione, se ho visto bene, per Marra, per il preparatore dei portieri del Mistral. In ogni caso prova a mettere un po' di ghiaccio Enzo Bruno, chiamando time out. 2:33, 4-1 per il Mistral.
Vediamo se riprende il gioco dopo il time out chiesto da Enzo Bruno. Qualche piccola incomprensione con il cronometrista, col signor Celestino. Adesso si gioca in power play il Mazzara a 2 minuti e 33 secondi dall'intervallo. Si riparte col calcio di punizione. E si riparte. Farina con la maglia da portiere, poi Alves, Badalamenti, Buscaglia e Gancitano. Dall'altra parte Murola, Rosa, Argibai e Dorio a proteggere Uriellistro. Farina aggira Dorio e poi è andato giù Erasmo Farina senza il fallo. La porta era rimasta vuota per un paio di secondi. Per il Mazzara non se ne è accorto il mister, che sto parte con Coco Argibai. Tiro deviato. Piccolo problema col crono. Si riparte da 2.33 all'ora. Evidentemente si è perso il conteggio esatto del crono. 2.33 da adesso. Noi non abbiamo più il crono, possiamo solo dirvi che il risultato è di 4-1. Non abbiamo più contezza del tempo che manca alla fine del primo tempo. Sugamiele con l'uscita, porta sul pallone, rischia qualcosa. Dorio, meglio di Gancitano. Passa Murò, palla per Argibai, pressato da Gancitano che gliela porta via. Adesso ritmi da battaglia sul campo del Ciro Genova. Torna Farina, non sappiamo quanto manchi alla fine del primo tempo, sappiamo solo che il risultato è di 4-1 per il mister Alcarini. Alves, Badalamenti, Alves, ancora Badalamenti, va da Farina che cerca di sistemarsela, torna dal suo numero 3 che ultimo uomo, la perde. Rimessa per il Mistral. Muro, la Rosa, palla in fallo laterale. Rimessa per Alves, torna Farina, qui rischia qualcosa con l'uscita dalla propria area di rigore il Mazzara che alla fine in qualche modo si libera. Farina, palla dentro, Gancitano anticipato, per alla fine c'è Dorio, ma c'è anche la porta vuota e allora Muro, la parata di
Badalamenti l'ha parata, almeno così sembrava. E ovviamente rimessa per il Mistral. Episodio da moviola, per così dire. La Rosa. Dorio. Palla per Coco, che accelera. Coco inseguito da Cancitano. Dorio. Finta su Alves e poi calcio addosso a Coco. Se Badalamenti intanto qui fermato da Murò, fermato anche lui. La Rosa, palla per Murò, è tornato su Camiele, rimessa per il Mazzara. Ripeto, non sappiamo quanto manchi alla fine del primo tempo. 50 secondi urla Enzo Bruno, lo ringraziamo per aver dato una mano anche a chi sta qui a raccontare la gara. Badalamenti torna in power play, il Mazzara Futsal. Buscaglia, affrontato senza fallo. Alves, verticale Farina, chiude Dorio, occhio alla Rosa, la porta è vuota ma calcia male Murò non prende la porta, Cancitano, Buscaglia, non riesce a calciare, ultimissimi secondi Buscaglia dentro, la palla salvata, Listro, un po' di confusione, alla fine Listro la mette fuori, dovrebbe essere finito il primo tempo se sono reali 50 secondi. Badalamenti, palla dentro, Dorio, Buscaglia, finisce adesso il primo tempo, 4-1 per il Mistral Carini sul Mazzara Futsal, vantaggio firmato da Cascino, raddoppio di Dorio, 3-0 di Coco Argibai, 4-0 di Aleandro La Rosa, poi la rete del 4-1 di Michele Pio Novara con proteste in casa Mistral per un presunto fallo di mani di Badalamenti non ravvisato. In ogni caso ci vedremo per il secondo tempo, restate con noi. Il risultato finale di 3-0 ti dà quei 3 punti per camminare ancora con più tranquillità nel nostro primo obiettivo, che sappiamo tutti che è quello del raggiungimento della salvezza il prima possibile. Il primo tempo abbiamo trovato una squadra attrezzata che ci ha chiuso ogni parte del campo e non siamo riusciti a segnare, a parte un paio di situazioni, ma è stato bravo Grimaudo, è stato bravo il difensore che magari all'ultimo momento ha messo una pezza. Il secondo tempo ho chiesto alla mia squadra non di abbassarmi, ma di, malgrado magari il vento l'avevamo contro, anche se si era abbassato anche il vento, di stare su, perché se ci facevamo schiacciare rischiavamo magari o su qualche calcio piazzato o su qualche punizione magari di passare in svantaggio. Però sono stati bravi, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo sempre giocato palla a terra, che è un po' quello che voglio dalla mia squadra, e siamo riusciti poi a trovare questi bei 3 gol. Qualche altra occasione abbiamo avuto anche la possibilità di fare qualche altro gol, ma sono stati bravi anche i giocatori del Frugatore e il portiere a non farci realizzare. Matera è un giocatore che si allena sempre bene durante la settimana, anche se avevo iniziato il mio tandem d'attacco con Pavisic e Maltese, cercando magari la profondità. Poi dopo l'uscita di Maltese ho giocato con due attaccanti che sono molto simili, per cui cercavo più le giocate dagli esterni per arrivare al cross e cercare diciamo che nel secondo tempo ho rivisto un po' la squadra che mi piace a me, che gioca palla a terra, che verticalizza, che soprattutto tiene il pallino del gioco. Dico sempre che se l'abbiamo noi il pallino del gioco si fa meno fatica. Diciamo che è andata abbastanza bene, anche se, ripeto, venivamo da 2 vittorie, poi la sconfitta immeritata contro la Castellammare, risultati di ieri pomeriggio che non ci facevano stare tranquilli. Era normale che magari ci poteva essere un po' di paura
soprattutto nel primo tempo, però ringraziando a Dio siamo usciti il secondo tempo alla grande e siamo riusciti a fare nostra la partita. Un po' tutta la squadra ha giocato bene, ma anche Bertogli è stato tra i migliori. Mi sono complimentato perché per la prima volta da esterno, da quinto, l'ho passato da centrale, perché diciamo che andava più a sostituire sul ruolo che era di Espasa, che è infortunato, e Cerniglia aveva preso il posto di Pellegrino a sinistra, che Riccardo era squalificato. Però diciamo che hanno fatto un'ottima gara, ma diciamo che tutti quanti hanno fatto un'ottima gara, a parte un po' che sul 3-0 abbiamo un po' abbassato quello che era la nostra concentrazione e l'attenzione, rischiavamo anche di subire gol, ed è una cosa che mi dà un po' fastidio, anche non solo da allenatore ma anche da ex difensore. Voglio che non segnino, e soprattutto che rimane la porta inviolata mi fa più piacere, perché una cosa è che la partita la vinci 3-0, una cosa che magari fai riaprire la partita alla squadra avversaria e che magari si può andare anche un po' in difficoltà. Però ripeto, sono contento della prestazione, soprattutto nel secondo tempo della mia squadra. Non bisogna mai abbassare quella che è l'attenzione, la concentrazione, anche perché 32 punti a 6 punti di distacco ti può far stare un po' più tranquilli, però bisogna dare continuità di risultati. Mancano 5 partite. Se tu dai una costanza di risultati, allora ti tiri fuori facilmente, ma se poi malauguratamente un passo falso riapri un po' tutto quanto. La Folgore veniva da, mi sembra, 3 o 4 risultati consecutivi, hai visto? Perde perché ha perso, mi sembra, in casa con la Mazzarese, perde con la Mazzarese e viene risucchiata nuovamente, perché la vittoria dell'Accademia contro l'Atletico Palermo ha un po' riaperto un po' tutto quanto i giochi, ed è giusto che sia così, perché così tutti quanti sanno che devono giocarsi la partita della vita. Per cui domenica avremo un avversario che dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo stare sul pezzo per cercare di riuscire anche a sfatare questo benedetto tabù dell'Aloisio. Opportunità qui a Giovagnoli, poi si va a recuperare il pallone, Belecco vince qui il rimpallo, manda in profondità Diallo, posizione regolare di Diallo, la parata da parte di Barbagallo. Belecco la lascia passare, Gratis che potrebbe calciare, contrastato da Lopito, tacco per Torres potrebbe andare alla conclusione, poi scarica Belecco, traversa piena di Belecco verso Albanese, 1-2 con Giovagnoli, scivola Arenoso. Rientriamo al palazzetto dello Sport Ciro Genova di Villa Grazia di Carini, secondo tempo di Mistral Carini Futsal Mazzara, primo tempo che si è concluso con il parziale di 4-1 in favore della formazione di casa. Ricordo ancora una volta la successione dei marcatori, con il Mistral che è passato in vantaggio con la rete fulminea di Nino Cascino, raddoppio con una gran bordata da fuori di Roberto Dorio, 3-0 arrivato con Coco Argibai, il 4-0 porta la firma di Aleandro La Rosa, invece ci ha pensato Novara a realizzare la rete del 4-1. Vedremo se sarà stato sistemato il problema al tabellone, visto che praticamente per gli ultimi 2 minuti e mezzo effettivi c'era un solo depositario della verità, ovvero sia il cronometrista, che è il signor Celestino della sezione arbitrale di Palermo. I 2 arbitri ricordo invece essere Maurizio Barcio della sezione di Cosenza e Giuseppe Cundò della sezione di Soverato, partita che tranne un paio di momenti elettrici è scesa via su un binario di agonismo ma anche di correttezza. E inizia il secondo tempo, mettetevi comodi amici di Sportisiri. Coco Argibai subito con la palla per Muro, 8 secondi, 5-1 e arriva anche la firma di Salvo Muro.
Se fosse una gara di atletica diremmo che il Mistral è uscito in maniera eccellente dai blocchi di partenza. Invece è futsal e possiamo dire che il Mistral ha segnato ancora 5-1 e torna il power play per il Mazara, fermo restando che non sappiamo se coach Bruno avrebbe adoperato il power play anche in caso di 4-1, ma non ce n'è bisogno perché segna ancora Muro e segna il 5-1, il 6-1, chiedo scusa. Questa volta il Mistral ci ha messo 25 secondi a trovare 2 gol, ce ne aveva messi 64 per sbloccare la partita. Ancora power play per il Mazara, qui Farina fermato da Dorio, è entrato in partita Agate, qui Dorio col tiro! Dorio! Da impazzire! Roberto Dorio, 7 bello del Mistral Carini! Follia allo stato puro quello che sta accadendo al palazzetto dello Sport Ciro Genova di Villagrazia di Carini. 45 secondi effettivi e il Mistral ha quasi realizzato tutti i gol che ha fatto nel primo tempo. 7-1 con Dorio che aggancia a quota 2 personali Salvo Muro. E adesso rientra subito nei ranghi coach Bruno, ha preso 2 gol in un minuto con il portiere di movimento, con il power play, e adesso cambia il copione, non ci sono più 3 gol da recuperare, adesso sono il doppio, adesso sono 6 per la capolista, che ricordo ha bisogno di una vittoria, avrebbe bisogno di una vittoria per festeggiare già qui il titolo e la promozione in A2. Intanto Agate fermato, prova a partire Muro, accanto a lui Coco, servito Coco, Cascino calcia addosso a Badalamenti e allora può ripartire il futsal Mazara, che ovviamente non molla, non ci sta, c'è una vita da giocare. 18 minuti e 13-12 secondi da cronometro effettivo. È un tempo che può durare una vita in una partita di futsal col tempo effettivo, col cronometro che si ferma ogni volta che fermo anche il gioco. Badalamenti intanto alle stelle. Il body language del numero 3 del futsal Mazara, anche se fuori inquadratura, è abbastanza eloquente, non ha bisogno di particolari commenti. Tanto pronto a rientrare proprio l'autore dell'unico gol fin qui realizzato dal futsal Mazara, ovvero sia Novara. Trova qualche problema con la scarpa Muro, Listro cerca Dorio, non lo trova. De Marco, palla per Agate, eccolo Novara fermato da Dorio, poi perde palla il 4 in maglia biancorossa, rimessa per il futsal Mazara. Alves, palla dall'altra parte, De Marco a piccoli passi, calcia malissimo col sinistro, la palla arriva addirittura in tribuna. Tanto riposo per Roberto Dorio, entra al suo posto Barcellona, che qui fa sportellate con De Marco, riesce a toccare per Cascino, uscita di Sugamiele che ricaccia al mittente il 9. Punteggio di 7-1 se vi foste persi i primi 3 minuti del secondo tempo. È successo tutto nel primo giro di lancette della frazione, con 2 gol di Muro e 1 di Dorio, con
con il Mazara che ha giocato in power play ed è stato bucato 3 volte dalla squadra di coach Sprio. Agate, fermato da Cascino, che fa perdere metri preziosi agli avversari. Cascino oggi capitano, vista l'assenza in tandem di Giangrande e di affaticato. Qui Coco per poco non recupera, ne approfitta per andarsene in panchina. Entra la rosa, Sprio manda a scaldare anche Biondo, mentre c'è Agate. Il blocco di Alves che sfila, sbaglia Agate, chiede scusa il 7. 16 minuti 23 secondi da giocare prima della sirena finale, parziale sempre di 7-1, con 2 marcatori multipli, ovvero sia gli autori delle reti del secondo tempo, ovvero sia Muro e Dorio. Poi un gol a testa per Cascino, Argibai e la rosa. Muro cerca uno sfogo in Barcellona, trova l'intervento di Agate che parte. Agate, palla alta. E allora Listro, palla da dimenticare questa di Listro, che poi si va a spiegare in maniera abbastanza focosa con Nino Cascino. Tanto è tornato Davi, è tornato anche Novara, come detto. Alves, palla per Agate, va giù Agate nel contatto con Muro, la rimessa però è affidata al Mazzara. Qualche piccolo dubbio qui su questa rimessa affidata agli ospiti. Davi, Novara, Alves, Agate, riposo per il momento per Farina, fin qui utilizzato solo in power play. Riposo anche per De Marco e per Buscaglia, che tra l'altro è anche il primo e fin qui unico, anzi no, il primo soltanto ammonito del match. Ammoniti anche Polino e Dorio. Davi va a calciare, palla alta. 15:24 nel secondo tempo. Agate calcia, scivolata di Muro. Ricordo che con questo risultato il Mistral andrebbe a 3 punti di ritardo dal Mazzara, con altre 2 gare da giocare. Ricordo, il 6 aprile in casa del Soverato, che tra l'altro insegue a 1 punto proprio la squadra di Sprio, e poi l'ultima giornata qui al Ciro Genova contro il Villaurea. Qui forse c'è un fallo di Agate che ritrova il pallone. Listro respinge. Davi, controllo, tiro, Listro la mette in calcio d'angolo. (14:50) da giocare. Si è un po' spezzato il ritmo in questa ripresa, tante interruzioni, tante palle messe fuori. Mazzara che non riesce per il momento a trovare il ritmo. Ricordo 7-1 il parziale, visto che purtroppo non abbiamo il punteggio a disposizione. Davi, palla per Novara, Alves riesce ad archivarla in qualche modo, lo ferma Muro che avanza, Muro, palo esterno, colpito da Salvo Muro vicino alla tripletta. Davi, lo ferma Cascino con esperienza, poi Muro prova a passare, viene fermato, fallo laterale. Qui intanto tiro di Novara respinto da Uriel. Listro, Alves, Davi attende il movimento, la calcia per addosso a Cascino, la ritrova, Alves non la tiene in campo e allora si va di là. 14:04 minuti sul parquet per Biondo, di riposo per Muro. C'è la rimessa per il Mistral a 14:04, 7-1 il punteggio.
A breve toccherà anche ad Argibai. Barcellona, palleggio, Davi lo ferma, Agate può partire, palla dentro, Listro, Agate, Listro! In calcio d'angolo ed esulta, giustamente. Grande intervento di Uriel Listro. Alves la piazza e poi Novara, ancora lui a firmare il gol del 7-2. Torna a meno 5 il Futsal Mazara, 13 minuti 46 secondi da ripetere il kick-off. C'era Agate dall'altra parte. Dorio lancia Barcellona che non controlla, ancora Dorio anticipato da Davi. Alves salta Barcellona, non salta Cascino, poi ancora i due a lottare. Interviene Davi, interviene Barcellona, la palla c'è il 23, Barcellona affrontato da Alves senza fallo secondo il secondo arbitro. Agate, Alves calcia male. Intanto c'è il giallo per Barcellona per proteste. (13 minuti 22 secondi), tra l'altro ancora nessun fallo da entrambe le parti. Eccolo Barcellona che controlla. Dunque 4 gli ammoniti in questa partita. Sono Buscaglia e Polino per il Futsal Mazara, Dorio e adesso Barcellona per il Mistral Carini. C'è il recupero palla di Coco, fermato. Cascino, fallo, eccolo qui, il primo fischio, giallo per Novara. Tanto va fuori Agate, va dentro Cancitano per il Futsal Mazara, prova a mettere ancora più esperienza con Novara che va a chiedere scusa a Cascino. Gli ammoniti diventano 5. Ribadisco quanto detto prima, partita per nulla cattiva, molto intensa, con grande agonismo. Ci possono stare entrate un po' più dure, va detto però. Sono stati commessi 8 falli e sono stati ammoniti 5 giocatori, quindi forse anche una gestione dei cartellini un po' troppo aspra per quello che è uno scontro diretto, seconda contro prima. Arriva il fischio, c'è la punizione, Dorio, Cascino non controlla qui, non ha dosato la forza del passaggio Roberto Dorio. Davi prova a passare su Argibai, arriva Dorio con la scivolata, la tiene in campo, poi Badalamenti a lottare e a recuperare, cerca di passare in mezzo a due, ancora Badalamenti, rimessa per il Futsal Mazara con Dorio che invitava il direttore di gara a guardarlo, praticamente denudato da Badalamenti, ma fa tutto parte del gioco. Ed è rimessa Mazara dall'altra parte, Davi per Badalamenti. Davi, anticipato Cancitano dall'ottimo intervento di Dorio, poi sbilanciato Barcellona! 8-2 per il Mistral, segna Gabriele Barcellona e torna a +6 la squadra di casa. Qui bucato su Gamiele che ci sta pensando a come poteva intervenire meglio. Sicuramente un portiere come lui può e deve fare meglio, e non è una punizione il fatto che vada in panchina, ma semplicemente la scelta di Enzo Bruno di tornare al power play. 12 minuti 15 secondi da giocare, 8-2 il punteggio per il Mistral, che si avvicina a quella possibilità di dimezzare il gap
dalla capolista a 80 minuti dalla fine del campionato. Badalamenti per Farina, respinto da Listro che prova a calciare, colpisce in pieno Buscaglia, anche lui tornato in campo. Adesso è praticamente il quintetto di partenza, quello mandato sul parquet da Enzo Bruno, tranne Gancitano. Dal primo minuto ha giocato De Marco, intanto fischio perché è rimasto a terra Muro, che è andato a sbattere su una parete gialla col 3 sulla schiena. Naturalmente tutto involontario. Tra l'altro i due si conoscono, hanno giocato insieme, quindi tutto nella norma. La palla ce l'aveva, credo, il Mistral, col primo arbitro che la doserà. Dorio, Coco prova a passare su Gancitano, se la trascina fuori, ma la rimessa è per il Mistral Carini. 11 minuti 41 secondi. Il punteggio è di 8-2 con le doppiette di Dorio e di Murò, i gol di la doppietta anche di Novara dall'altra parte, i gol di Cascino, Coco, La Rosa e Barcellona. Torna in power play il Mazzara, Badalamenti la vuole gestire. Farina, pressato da Dorio, rimessa in zona d'attacco, 11 minuti e 11 secondi. Badalamenti. Alves, da vertice basso di questo pentagono, qui rischia qualcosa Alves, ma riesce in qualche modo a giocarla Gancitano. Palla fuori. Muro voleva calciare, è stato bravo Buscaglia a mettersi davanti. La Rosa, Coco, Muro col tiro su Damiele, poi occhio a Gancitano, un 2 contro 1 per il Mazzara. Buscaglia, la rete di Cristian Buscaglia, ripartenza mortifera del Futsal Mazzara che a 10:46 segna il suo terzo gol. Gol che quantomeno riaccende l'animo della capolista a 10 minuti e 45 secondi. La Rosa, palla per Coco che non riesce a passare, passa invece Buscaglia fermato dalla Rosa. Coco, 3 contro 2 Mistral. Coco, La Rosa mette a sedere su Damiele, palla fuori. Badalamenti, torna in power play il Futsal Mazzara, quando siamo ormai a metà del secondo tempo. Alves, Buscaglia, palla sotto, Gancitano fermato, Dorio, calcio, questa volta non trova la porta. Alves per Buscaglia, giriamo adesso la boa del secondo tempo. Alves, palla per Badalamenti, Farina dentro, Buscaglia affretta il tiro, la palla esce, qui rischia Listro, Dorio la calcia addosso a Buscaglia che la tiene in campo, pallone che rimane lì, Alves respinto dalla Rosa, poi alla fine la palla ce l'ha il Mistral che esce, la Rosa prova a ripartire, tocco intercettato da Buscaglia. Si è immolato qui Cristian Buscaglia, anche perché in porta c'era Farina, sicuramente non il migliore tra i possibili portieri a disposizione di Bruno. Dorio costretto in scivolata a tenere la palla in campo, la offre a Badalamenti, torna Farina, torna il power play per il Mazzara. Badalamenti, Farina, Alves, Badalamenti prova ad alzare un po' di pressione per togliere margine agli avversari il Mistral. Alves con Farina,
Buscaglia, palla passa ma c'è Coco che calcia, Alves, praticamente una parata la sua. Qui il cambio, qui è stato bravo sia Farina sia Sucamiele, perché il cambio stava per non avvenire in maniera regolare. È stato bravo Farina con un guizzo di esperienza a rimettersi in porta, mentre qui Cascino, proprio con il suo avversario in porta, la piazza, palla fuori. Non è riuscito ad approfittare di questa situazione all'apparenza molto favorevole Nino Cascino. Di fatto Farina è rimasto fermo, qui invece è bello attivo, conclusione alta col salvataggio di Dorio. Palla calciata all'indietro su Alves, andiamo su di lui e su Badalamenti che la gestisce. 8,5 il tempo rimasto sul cronometro, 8-3 il risultato in favore del Mistral Carini sul Futsal Mazara. Big match della 20ª e terzultima giornata del campionato di Serie B Girone H di calcio a 5. Gancitano respinto da Dorio, poi scucchiaia addosso alla rosa, 8 minuti 10 secondi. Alves, Buscaglia, Alves, Badalamenti, Farina, l'ha girata tutta l'area, la palla però esce. Cascino mangiato da Alves e allora Buscaglia con Farina. Alves, Badalamenti per Farina che la tiene in campo, Badalamenti ancora. Alves, palla all'angolo per Gancitano, lo ferma Dorio, serie di tocchi, la palla rimane buona, la rosa passa sul primo, la rosa poi in qualche modo la tiene, serve Cascino, pressato da Farina, la porta è ancora vuota, non ne approfitta Muro perché Farina è andato a pressare su di lui e allora gira palla. Senza frenesia il Mistral che guadagna anche un fallo laterale, no. Rimessa guadagnata invece da Buscaglia. Alves, 7 minuti e 20. Ancora il 23. Palla per il petto di Buscaglia. Il pallone esce. E allora Listro. Dorio. Cerca Cascino, lo trova. Aggancio di Cascino. Alves però, col suo strapotere fisico e atletico. Giocatore centrale per questa squadra. Badalamenti, Farina, ancora per l'ex Villauria che tocca per il 23. Buscaglia controlla malissimo. Dicevo di Alves, già l'anno scorso, se ben ricordate, quasi di questi tempi, era maggio, abbiamo raccontato la finale del playoff regionale che il Mazara ha stravinto contro la Vigor San Cataldo al Pala Don Bosco di Palermo. Una partita eccezionale di tutta la squadra di Enzo Bruno in quel caso, in particolare proprio di Alves, oltre che di Buscaglia, marcatore con un peso specifico ben sopra la media con i suoi gol decisivi. La rosa qui, la palla è rimasta in campo, la rosa prova a passare, c'è il tocco per Dorio, Dorio dentro, Farina capisce tutto e ribalta il fronte. Gancitano di testa Muro. È rimessa Mazara e ancora power play, 6 minuti e 26, respinto il tiro di Farina che non vuole far uscire il pallone, vuole giocarlo subito, ma secondo il primo arbitro la palla è uscita. Fischio, se posso dire severo, perché comunque poco sarebbe cambiato. Farina, Alves, Badalamenti, palla per Gancitano dentro, Dorio in angolo. Badalamenti, Alves torna dal suo numero 3 che scarica Gancitano dentro dove non c'è nessuno. Qui l'ha mossa molto bene la palla il Mazara, senza però trovare il rifornimento giusto. 6 minuti alla fine, 8-3 il parziale. Adesso si avvicina anche a livello di cronometro un risultato che per il Mistral e per l'equilibrio del campionato sarebbe grasso che cola. Tanto arriva il primo fallo speso dal Mistral in questo secondo tempo, lo spende
Nino Cascino, si gioca, ricordo 2 falli commessi dal Futsal Mazara nella ripresa, 5:50 alla fine. Alves per Farina che trova il gol da quinto uomo, 8-4 il parziale a 5:46 dalla fine. E torna, mentre c'è time out per coach Claudio Sprio, 5:46, 8-4 il risultato. Termina il minuto di sospensione chiesto da Claudio Sprio, 5 minuti e 46 da giocare. Il parziale è cambiato proprio poco prima di questo timeout con la rete di Erasmo Farina, il capitano del Futsal Mazara, che si riporta a -4. Non succedeva dal gol del 5-1 del Mistral Carini realizzato in avvio di secondo tempo da Salvo Murò. Intanto attenzione perché si è fatto male Badalamenti. Tanto stava per combinare un pasticcio clamoroso ancora il cronometrista, perché aveva assegnato una rete al Futsal Mazara. È saltata in piedi tutta la panchina del Mistral, perché nel tabellone era apparso 8-5, quando il cronometrista doveva semplicemente segnalare l'avvenuto timeout chiesto credo da coach Bruno. No, in realtà nessun timeout, ha solo fatto un pasticcio clamoroso al quale ha posto per fortuna rimedio. Tanto Buscaglia è uscito benissimo il Mazara da questo pressing. Cascino prova a recuperare, la calcia avanti, la palla ce l'ha ancora la squadra ospite con Gancitano che evita la rosa, palla in mezzo, recupera Coco, Cascino si invola con la porta vuota, Cascino col tocco sprecato e poi palo, autopalo di Badalamenti. Ma che piega sta prendendo questa partita! Al di là del risultato sta succedendo di tutto, però possiamo dire. Coco col tiro, doppia deviazione, fermo Cascino che non si avvede dell'intervento della palla vicino a lui. Torna in power play il Mazara, 8-4 il risultato, 4 minuti 28 secondi da giocare. Alves, tiro strozzato, Farina, Listro, ma che cosa ha preso Uriel Listro? Che cosa ha preso? Badalamenti, 4-16. Gancitano, Buscaglia con la virata, fermato, c'è la rosa che dribbla Alves, tocca a Cascino, Cascino, è il Maradol del Mistral che dopo la paura e dopo il miracolo di Uriel Listro con ogni probabilità chiude i giochi. 4 minuti 5 secondi 5
tornano a essere i gol di distacco. Doppietta anche per il cannoniere della squadra affidata a Claudio Sprio. E qui va comunque sottolineata la voglia e anche il coraggio del Futsal Mazara, che in più circostanze non ha rimesso il portiere. Anche quando poteva rimettere il portiere. Tanto è tornato sul parquet Polino con la maglia numero 4. C'è il lancio per Cascino che non arriva. Tanto la palla dentro Listro su questo tentativo. Badalamenti, Farina, ancora Badalamenti, la palla per Alves, nuovamente il numero 3, Farina dentro, Polino tira, dopo la deviazione si riparte dal fondo, Listro per Murò, subito braccato da Alves. Che partita che sta facendo Felipe Alves anche oggi. Badalamenti, verticale, Farina, Listro col piedone sul pallone, La Rosa, Dorio calcia, palla fuori. Non bada troppo alle sottigliezze Roberto Dorio, tutti i suoi compagni hanno cercato di portare fuori il pallone, lui invece prende e tira, fa bene, ci sta. Gancitano fermato da Cascino, la palla ce l'ha ancora l'11 che resiste anche a Dorio. Gancitano lotta anche Dorio, torna Cascino, la mette in fallo laterale proprio il numero 9. Fallo laterale a 2:40 dalla fine per il Futsal Mazara. Alves, la palla per Polino, Gancitano non si guarda il triangolo, poi ha colpito in pieno. Poi Murò, Dorio palleggia ancora con Murò, arriva Farina, la palla sbatte addosso all'8, ricomincia da capo il Futsal Mazara che vuole quantomeno chiudere mettendo sotto pressione gli avversari. Polino, tiro fuori. 2 minuti e 18 da giocare. Dorio, Barcellona tornato sul parquet. Dorio pressato da Davi, rimessa Mistral a 2:10. Torna anche Coco Argibai al posto di La Rosa. D'altra parte richiamato in panchina Badalamenti, forse coach Bruno ha visto un po' di nervosismo del suo numero 3. Barcellona contro Alves, duello tra pesi massimi, prova ad avere la meglio Barcellona che cerca la palla in mezzo in qualche modo. Farina che poi rilancia l'azione. Gancitano, ultimo tocco. L'ultimo tocco è stato di Listro probabilmente, lo è stato secondo il secondo arbitro, ovvero sia il signor Kundo. Allora fallo laterale. No, scusate, calcio d'angolo, chiedo scusa, calcio d'angolo. 1:50 da giocare. Riposo per Alves, spazio per Agate, come detto prima, sul punteggio di 9:4. Polino col tiro, respinge Listro. Poi Muro ricaccia indietro il suo avversario. Si riprende con un fallo laterale per il Futsal Mazara. Ultimi 100 secondi di questa partita. Gancitano, Farina, palla per Polino, verticale Davi che prova a passare ma la palla esce, calcia Coco, ma è rinvio dal fondo.
Coco, palla per Muro, chiedo scusa, Dorio, verticale per Barcellona che lotta contro Agate, sono in 3 su di lui, passa Barcellona con un grande numero, Farina, Dorio poi recupera il pallone, Muro, la sterzata, Muro, Barcellona realizza il gol del 10-4 per il Mistral Carini. Si riprende a giocare, ultimo minuto di gioco. Barcellona fermato da Agate. È entrato anche Megna nel Mistral, recupera palla Agate, poi Cancitano con la rete del 10-5 per il Mazara che non molla mai. Va sottolineata questa cosa perché rafforza anche nella sconfitta, che ricordiamo è la prima di tutta la stagione per i canarini, la forza di non mollare mai. Se ne è accorto il Soverato 7 giorni fa col pareggio arrivato a 4 secondi dalla fine, se ne è accorta tutta la Serie B in questa stagione. Qui intanto Biondo fermato da Agate, 35 secondi alla fine. Barcellona controlla, calcia su Camiele, poi Davi prova a passare, fallo di Barcellona, il secondo del secondo tempo per il Mistral che qui con Listro toglie dalla porta il tiro di Polino e dunque si rimanda tutto alla prossima giornata con intanto il gol di Agate che trova il buco, 10-6 risultato. Dicevo, si rimanda tutto alla penultima giornata con il Mistral che farà visita al Soverato e sarà scontro diretto. E a questo punto tiferà per il pareggio forse il Futsal Mazara, che ospiterà sul proprio parquet, mentre mancano 3 centesimi alla fine. Con adesso la sirena ha vinto il Mistral 10-6, partita entusiasmante da entrambe le parti, uno spot per il futsal siciliano e non solo, ma la vince la squadra di Coach Sprio, che dunque si porta a 3 lunghezze di distanza e purtroppo solo i tesserati qui presenti dall'una e dall'altra parte possono applaudire le due squadre che hanno giocato veramente una partita eccezionale. Dunque tutto rimandato, tra 7 giorni vedremo se sarà festa per il Futsal Mazara che tra le mura amiche nella gara in programma il 6 di aprile ospiterà il Città di Adrano, oppure se potrà ancora sperare il Mistral Carini che andrà a fare visita alla terza forza del campionato, ovvero il Soverato. Da Francesco Cammuca qui dal palazzetto dello sport Ciro Genova di Carini è tutto, ripetendo ancora il parziale, o meglio il finale in questo caso. Mistral Carini 10, Futsal Mazara 6. Grazie per averci seguito, continuate a seguirci, appuntamento alla prossima.